Benvenuti in un mio nuovo video. Oggi sono insieme al GAM di Piovene. Siamo in 10 persone e facciamo un giro in Val Canzoi, sopra Feltre. Ciao, a dopo. Siamo alla salita al rifugio Boz, passando per il passo Finestra, sentiero 805. Guardate che paesaggio, tutto verde, acqua, il tempo non è proprio le più belle giornate. 800 metri su asfalto, qui teniamo la destra, andiamo su per passo Finestra, sentiero 805. Arriveremo al rifugio Boz, 3 ore e 50, cioè 4. Quattro ore di cammino. Oggi è bella tosta. Dai che si apre, siamo sopra le nuvole, guarda che bello. Bivio e noi teniamo la destra, rifugio Boz. Ancora non si sa quanto. Sentiero 801, alta via numero 2. Passo Finestra, dopo 1120 metri di dislivello e quasi 3 ore di cammino con le fermate. Quella è cima d'asta quella? Quella è cima d'asta. Manca poco al rifugio, 5 minuti e siamo arrivati. Guarda dove vi porto anche oggi. Dopo 3 ore e mezza, quasi 10 km e 1100 metri di dislivello, siamo arrivati al rifugio Bruno Bocchi. Poi saliremo e scenderemo verso la macchina dall'altra parte.
Adesso andiamo al Passo de Mura, sentiero 101, che è sopra là, e poi andremo verso Passo Alvis, che è sopra qua. La pausa pranzo la facciamo su al passo, già che c'è ancora un po' di salita, le facciamo su. Minuti dal rifugio siamo arrivati al Passo de Mura. Qui facciamo pausa pranzo, penso. Siamo arrivati da là, spettacolare. Ho fatto pausa pranzo, adesso riprendiamo il cammino e scendiamo alla macchina. Sassi de Mura. Questo qua sarà il sentiero della discesa. Noi scenderemo di qua. Passo Alvis. Dove eravamo prima al rifugio? Parco regionale o nazionale non si può volare con i droni, non li ho neanche portati dietro. Vai! Ammirate la vastità del che cazzo me ne frega. Siamo arrivati a Maiga Alvis. Poi abbiamo fatto da qua su qui, rifugio Boz, su Maiga, adesso siamo a Maiga Alvis, scendiamo e torniamo alla macchina. Dopo 6 ore e mezza, 1350 metri di dislivello e 19 km siamo ritornati a macchina. Un ringraziamento a Flo e a Corrado, bella gita e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, ciao!